Cosa vuole che le dica? Ho appena perso mio marito di Covid. Immagini lei, cosa vuole che le dica? Non lo so. Basterebbero le parole di questa signora in Calmaggiore per andare alla sostanza della questione e quindi dei provvedimenti che hanno preso forma, da ultima l'annunciata ordinanza di Zaia. Visto gli ospedali, visto i numeri che ci sono, secondo me è giusto chiudere, fino all'Epifania almeno. La situazione è gravissima, i numeri sono allarmanti, bisogna prenderne atto e adeguarsi. Forse è anche tardi. Non tutti però sono della stessa opinione, c'è chi guarda anche alle esigenze pratiche di ogni giorno. Non ci voleva secondo me, perché io voglio andare a Silea a un grande supermercato o a Quinto, io abito a Treviso, non potrò andare, cioè assurdo. E questo in una Treviso che ha generalmente ben accolto l'ordinanza antiassembramento del sindaco, che resta comunque in piedi al di là delle decisioni regionali e nazionali. Così riusciamo a contenere il virus e riuscire a cercare di non chiuderci di nuovo tutti quanti in casa. Assolutamente bisogna rispettare le regole e sapersi comportare. Controllare che ci sia un flusso che, come è stato visto la settimana scorsa, c'era un disastro di gente in giro e quindi molto pericoloso. Secondo me si doveva fare prima, troppa libertà. Signor condivide? Sì, sicuramente sì. La gente tanti se ne frega, questo fregandosi che comporta problemi altrui. L'ordinanza antiassembramenti convince anche parte dei commercianti come Vito Miscioscia, da decenni negoziante del centro. È giustissimo, assolutamente, abbiamo assistito a un assalto senza precedenti, quel tipo di euforia fa solo male in questo periodo. Nei piccoli negozi, va detto, i flussi sono già regolamentati, in tanti, anche del centro, si entra già 1-2 alla volta. Per il negozio non cambia niente perché le persone seguono le regole e sono quelle che hanno sempre fatto, quindi cambia poco sinceramente.